Bentrovati tutte e tutti, sono Paola Caputi Ambrenghi, professore ordinario nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e per il PRIN Livable sono Associated Investigator e ho deciso di fare questo video per illustrarvi brevemente le ricerche e le attività svolte dall'unità barese durante i 3 anni di Livable. Quanto alla ricerca, come vi illustrerò, abbiamo erogato 4 assegni di ricerca per lo sviluppo di 4 progetti tarati tra i diversi obiettivi Livable interamente articolati sui goal dell'Agenda 2030 su quelli affidati all'unità UNIVA. Quanto alle attività, l'unità UNIVA ha realizzato e patrocinato la pubblicazione di 4 volumi in open access, 2 volumi autori vari coordinati da membri dell'unità UNIVA e 2 monografie di ricercatori della stessa unità. Abbiamo realizzato 3 incontri con l'unità di ricerca per confrontarci sullo stato dell'arte delle ricerche e sul rispetto del cronoprogramma. Infine, abbiamo realizzato 3 eventi per la divulgazione dei risultati parziali e di promozione di un'assai pregevole iniziativa sociale, quella di Albergo Etico, del quale vorrei subito parlare per illustrarvene il progetto. Iniziamo quindi dalle attività. Con l'obiettivo di promuovere un lavoro dignitoso per tutti, rivolgendo soprattutto l'attenzione alle persone interessate da diversi tipi di fragilità, il Prelivable ha promosso e sostenuto la realizzazione tuttora in itinere del progetto Albergo Etico a Taranto. Quello che vedete in foto è il primo albergo etico aperto in Italia nella città di Asti e tutto il suo staff. Per Albergo Etico, attraverso il PRIN Livable, abbiamo svolto 2 eventi. Il primo si è tenuto il 9 aprile 2024 presso il Dipartimento Ionico con un carattere divulgativo perché fosse conosciuto il progetto da parte della comunità. Il secondo evento si è tenuto nel settembre del 2024, quando abbiamo convocato un tavolo tecnico ove tutte le autorità del territorio interessate in vario modo alla realizzazione di albergo etico si sono impegnate alla collaborazione istituzionale per la promozione dell'apertura sul territorio. Albergo etico è una catena nata da un'idea di progetto assai meritevole che ha sedi in tutto il mondo e 10 sedi italiane che sono gestite dall'imprenditore Alex Toselli che vedete in piedi in queste fotografie. La professionalità nell'ospitalità che offre lo staff di Albergo Etico ha decretato il successo imprenditoriale di questa appunto iniziativa imprenditoriale e la particolarità è che si tratta di uno staff interamente composto da persone disabili, spesso affette da sindrome di Down. Ormai Albergo Etico conta, come potete leggere, oltre 1 milione di ospiti, quindi si sta espandendo nei diversi territori a macchia d'olio. Albergo Etico forma al lavoro e non soltanto al lavoro persone con disabilità, quindi le assume inserendoli nello staff dell'albergo con diversi ruoli anche apicali. Per la formazione, Albergo Etico utilizza un metodo formativo chiamato Download, che insegna anzitutto a queste persone ad essere autonome, occupandosi di loro stesse nella quotidianità e negli spostamenti, per poi formarli per diventare personale professionista delle strutture alberghiere. Si tratta, come è evidente, di una pregevole iniziativa sociale, nonché di una buona iniziativa imprenditoriale che attrae turismo, il miglior turismo alberghiero, creando nuovi posti di lavoro e lavoro dignitoso, nonché erogando formazione specialistica per soggetti fragili che non trovano collocazione nel mondo del lavoro per una scelta scellerata delle nostre politiche di governo. Questo è il messaggio che con la promozione della diffusione di albergo etico abbiamo fatto arrivare ai decision makers al fine di evitare la ghettizzazione di persone fragili perfettamente abili al lavoro, valorizzandone tutte le potenzialità e restituendo loro dignità attraverso il lavoro e la relativa formazione.
Vediamo ora le attività di ricerca. Il progetto di ricerca dal titolo Contrasto alla povertà, dignità della persona, inclusione, condotto dalla dottoressa Federica Stamerra, ha focalizzato l'attenzione su tre direttrici principali. La prima, l'impatto delle nuove tecnologie sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione alla sostenibilità del lavoro di fronte alla prospettazione di nuovi rischi psicosociali. La seconda, l'impatto occupazionale nelle misure di sostegno al reddito connotate dal requisito della condizionalità. Infine, la dottoressa Stamerra ha approfondito il tema della formazione professionale come strumento funzionale alla professionalità dei lavoratori al fine della riqualificazione nell'ambito della teoria dei mercati transnazionali del lavoro. Le tre direttrici di ricerca appena accennate hanno prodotto altrettanti lavori pubblicati in ottime collocazioni editoriali. Un altro progetto di ricerca dal titolo Sostenibilità, Green Jobs e professionalità nell'era delle transizioni, svolto dalla dottoressa Federica Francesca Nardelli, si interroga sull'impatto della transizione ecologica sui profili professionali dei lavoratori, in considerazione anche della crescente domanda di competenze green che oggi intercettano numerosissimi settori e si atteggiano piuttosto a competenze trasversali. La ricerca si è concentrata sull'analisi dei contratti collettivi nei settori chiave come il turismo, come l'automotive, rilevando come vi sia una scarsa attenzione alla sostenibilità da parte dei sindacati che, pur dotati degli strumenti strategici, faticano a rimanere al passo con i tempi. Le soluzioni proposte all'esito delle attività di ricerca si muovono su più fronti, dall'auspicio di una maggiore apertura sindacale al dialogo, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione del personale, passando per la previsione legislativa di incentivi economici, e qui la ricercatrice evidenzia l'opportunità concreta del Fondo Nuove Competenze che finanzia percorsi formativi volti ad affrontare la Green Transition. Il dottor Nicola De Leonardis, in un diverso progetto di ricerca, si è occupato del lavoro in agricoltura tra sostenibilità economica e sociale per verificare se la nuova normativa nazionale ed europea attuativa della politica agricola comune sia effettivamente in grado, come promette, di promuovere il lavoro dignitoso in uno dei settori più spinosi del mercato del lavoro, poiché storicamente afflitto da deprecabili fenomeni di sfruttamento dei lavoratori come quello del caporalato, ossia il settore del lavoro in agricoltura. Conclude il dottor De Leonardis, per le motivazioni che potranno comprendersi guardando il relativo video La condizione di età sociale alla prova dell'Agenda ONU 2030, che questa normativa presenta diverse particolarità, in particolare, così come la condizionalità sociale è stata recepita dal legislatore italiano, sembra appunto presenta diverse criticità, passando anche per la valutazione dei rischi e del relativo documento, criticità che ne compromettono, depotenziandolo, l'effetto sperato quanto alla condizionalità sociale. L'ultimo progetto di ricerca assegnato a Massimino Crisci riguarda l'intelligenza artificiale per un lavoro pubblico sostenibile, con due focus sul benessere lavorativo e sulla formazione. La ricerca è tuttora in corso e si sta concentrando sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del pubblico impiego e in particolare sulla necessità di cogliere l'opportunità di questa prepotente implementazione e rafforzamento degli strumenti digitali quali driver di wellness, piuttosto che subirla come presagio di un serio problema occupazionale. Analizzati i due approcci speculari che sono emersi riguardo l'implementazione dell'intelligenza artificiale nel pubblico impiego, il ricercatore evidenzia come non possa sfuggire il cambio del paradigma dal controllo in presenza dei dipendenti, secondo un'impostazione borbonica della macchina amministrativa, alla gestione per risultati della pubblica amministrazione, del tutto svincolata dal controllo in presenza dei dipendenti. Questo nuovo approccio, che rileva Crisci dovrà essere attentamente dosato nella sua portata, potrebbe avere una decisa tendenza positiva sul wellness dei dipendenti, permettendo, attraverso il superamento della poliziesca presenza controllata in loco, una maggiore compliance con le esigenze della vita familiare e di conseguenza garantendo anche un più alto rendimento sugli obiettivi fissati.
Last but not least, il convegno Livable Labor as a Driver of Sustainable Development, durante il quale ciascuno dei componenti dell'unità di ricerca ha potuto confrontarsi alla presenza della PI, professoressa Valeria Filì, con tutto il team dell'unità di ricerca e con le nuove risorse reclutate mediante assegni di ricerca, in modo da armonizzare le ricerche svolte e condurle a convergere verso gli obiettivi specifici di Livable. A margine del convegno Livable, insieme alla professoressa Riccardi, abbiamo presentato il volume La sostenibile leggerezza dell'umano, scritti in onore di Domenico Garofalo, una raccolta di scritti incentrati sui temi della sostenibilità e dell'essere umano dei colleghi di dipartimento del professor Domenico Garofalo, anima e faro, insieme alla PI Valeria Fidi, anche di questo bellissimo PRIN. Io ho terminato la mia esposizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.